perché in questa classe si dovrà... Il vento scozzese e catalano dell'indipendenza deve soffiare anche nel Veneto. Matteo Salvini rilancia la storica battaglia della Lega Nord che si dà appuntamento in piazza a Cittadella nel Padovano per ribadire maggiore autonomia significa maggiore ricchezza e per riproporre i referendum consultivi sull'indipendenza della regione veneta. La corona inglese ha dimostrato democrazia, commenta Zaia, a differenza dei Borboni di Roma, e contro il governo si scaglia il segretario Salvini. In migliaia nel cuore del Veneto per liberarsi dalle catene di Bruxelles, di un'Europa che ci massacra, e per chiedere allo Stato di riformarsi. Uno Stato lontano, Renzi parla di legge elettorale, di giudici della consulta, temi di cui non ci frega assolutamente nulla, qua per dire stop all'invasione clandestina, via gli studi di settore, via la legge Fornero, che sono la vera riforma del lavoro da fare. Sul palco tutti i big della Lega Nord, in piazza le principali questioni dell'attualità politica. Salvini incalza, il dibattito sull'articolo 18 è una presa in giro, il lavoro non si fa ripartire così. Restano poi le distanze con Berlusconi. Sulla consulta non mi ha convinto, dice il segretario del Carroccio, fosse per me la Corte Costituzionale andrebbe cancellata. Quindi esclude alleanze, almeno per ora, per le elezioni regionali. Ad oggi il centrodestra non esiste, dice Salvini, l'unica vera opposizione è la Lega.